Rottura non esiste, il partito di Forza Italia è includente sempre, lo abbiamo dimostrato in tutti gli ambiti e ancora di più in questa nostra comunità di Castelfranco Veneto. Certamente che la mia, diciamo così, candidatura vuole dare un cambio di passo a questa città, vuole dare naturalmente una discontinuità nella tradizione del centrodestra. Correre da soli sarebbe una velleità abbastanza, diciamo così, poco intelligente. Io ritengo che solamente facendo squadra e una squadra che sia poi, diciamo così, amalgamata, perché se abbiamo poi la fortuna di avere la fiducia dei cittadini e di amministrare, lo hanno dimostrato le precedenti amministrazioni, se non vai d'accordo evidentemente c'è poco da fare, c'è poco da vincere le elezioni per poi non saper governare. Nessuna rottura, ma una discontinuità, così la chiama Gianfranco Giovine, il candidato che Forza Italia ha lanciato il giorno prima che dall'altra parte il centrodestra scegliesse Luca Pozzobon. Nessuna rivalità, ma semplicemente una visione differente da mettere in campo. Abbiamo un progetto straordinario per la città di Castelfranco perché deve pensare in grande, quello che realmente merita Castelfranco. La città ha un'offerta culturale di grande livello, bisogna saperla naturalmente comunicare. Ex vice sindaco e assessore, Giovine porta esperienza e conoscenza della macchina amministrativa, ben conscio che molto si possa fare per una città che ha tanto da offrire. Voglio solamente ricordare, nell'ambito del turismo sono riuscito a far raggiungere oltre le 100.000 presenze di turisti a Castelfranco, che evidentemente per una città entroterra e non di mare evidentemente ha una caratteristica straordinaria di successo. E se sul nome di Pozzobon, persona stimata, non ha nulla da dire, Giovine ha qualcosa da ricriminare sul metodo del resto della coalizione. Il metodo come è stato utilizzato e adottato lascia un po' perplesso perché di fatto, essendo parte ancora integrante di questa coalizione di centrodestra, se fossi stato magari informato prima probabilmente qualche diciamo, valutazione l'avremmo fatta anche noi. Ciò non toglie che, come ho detto all'inizio, noi siamo un partito che include e di conseguenza la nostra volontà è quella di non escludere nessuno ma di dialogare con tutti purché abbiano le affinità e un progetto naturalmente per il futuro di Castelfranco che si coniuga con quelle che sono le mie idee.